ringrazio prima di tutto l'organizzazione, Françoise, Graziani, eccetera, chi collabora con lei, tutti questi enti così coinvolti. Sono molto lusingato di trovarmi tra voi e spero di riuscire a comunicarvi, diciamo, una pretesa di novità che ha questa mia comunicazione, Tempo e spazio nell'inferno di Dante. Gli scenari delle tre rispettive cantiche della Divina Commedia altro non sono che elaborazioni da parte di Dante di modelli ben precisi, un tema poco frequentato dalla critica dantesca. Per i 10 cieli del paradiso Dante ha utilizzato l'immagine aristotelico-tomistica maturata nel Medioevo sul modello di una plurimillenaria tradizione nata in Mesopotamia, passata alla cultura greca già in età arcaica, come dimostra in particolare l'Odissea, e dalla greca passata alla latina. Un modello caratterizzato da un tratto comune, la circolarità concentrica. In basso, più vicina è attorno alla Terra, la sequenza o scala delle 7 sfere o cieli dei 7 pianeti, nell'ordine detto caldeo: Luna, Mercurio, Venere, il Sole al centro, Marte, Giove, Saturno. Sopra questa il firmamento, con le costellazioni più importanti, compresi i segni zodiacali. Sopra ancora e attorno il nono cielo, detto primo mobile o cristallino, al quale di recente si è raggiunto tutti gli altri senza limiti, avvolgendo a sua volta in ogni direzione l'Empireo, con le costellazioni più importanti, compresi i segni zodiacali. No, sono tornato indietro, scusate. Dunque l'Empireo, pensato come la sede più appropriata per Dio Padre, per il Figlio e per lo Spirito Santo, con la loro corte di angeli, santi e beati, è situato fuori dallo spazio e dal tempo. Come sappiamo per l'autore della commedia, l'Empireo è un cielo di pura luce. Per le prime 2 cantiche, invece, Dante cercò e adattò allo scenario appena descritto della terza cantica analoghi scenari a cerchi concentrici, che trovò nell'immaginario religioso islamico, erede suo contemporaneo della tradizione mesopotamica. Per quanto concerne l'inferno, era già pronto un aldilà arabo, rappresentato in Europa soprattutto da Ibn Arabi, a 7 strati circolari concentrici, le 7 terre come dicevano, sempre più stretti verso il basso, al fondo dei quali stava incatenato il demonio. Per il regno intermedio, il purgatorio, di recente elaborazione teologico-filosofica, vedi il fondamentale contributo di Le Goff, Dante si ispirò, rielaborandolo in senso cristiano, al paradiso dei maomettani, un paradiso riservato ai soli fedeli maomettani che si fossero attenuti in vita ai dettami del Corano. Esso era pensato come una sorta di immensa torre costituita da 7 paradisi, cioè giardini circolari concentrici, posti uno sull'altro dalla terra sino ai piedi del trono di Allah e ricolmi di ogni auspicata delizia, innanzitutto carnale. Di certo, nel cercare e armonizzare questi scenari, nel fare queste scelte, Dante fu guidato da lui da un obiettivo per lui essenziale:
quello di mettersi in grado di applicare a queste immagini un misuratore spazio-temporale modellato sulla forma e le funzioni di una novità assoluta del suo tempo, l'orologio meccanico, ai cui meccanismi si riferisce metaforicamente nel cielo del sole alla danza dei soli spirituali, alla bellezza di quella danza, di quel ritmo. Quindi dietro c'è tutto lo sfondo musicale che abbiamo cominciato a imparare. Io qui mi occuperò principalmente dell'inferno e questa è la mia ricostruzione, che poi andrà fatta meglio da un grafico, e quelle che sto per dire sono le norme fondamentali che nell'inferno regolano l'applicazione, disciplinano l'applicazione di questo orologio. Vedete 4 quadranti, le 24 ore tutte inserite dentro. La prima e più importante di tali norme è che nell'inferno il tempo scorre solo quando Virgilio e Dante si muovono all'interno di un segmento di cerchio. Per la visita a ciascun settore di un determinato cerchio, perché è evidente che non li copre tutti, di volta in volta, è infatti prevista dall'autore una certa durata di 2 ore all'inizio per i cerchi più larghi, quindi di 1 ora e mezzo infine di porzioni di tempo ancora più brevi con restringersi dell'imbuto infernale. Entro i confini di questo spazio-tempo le lancette virtuali dell'orologio cosmico si muovono in senso orario se Dante e Virgilio procedono tenendola a sinistra, ma in senso antiorario, cioè all'indietro anche nel tempo, se i due si muovono tenendo la destra. Quando invece essi scendono radialmente, vediamo se funziona sto aggeggio, un po' sì, radialmente, vedete, quando passano da un cerchio all'altro, da un girone all'altro, stanno ferme. Allora, Dante esce dalla selva oscura attorno alle 6 del mattino. Dante e Virgilio entrano dalla porta generale dell'inferno attorno alle 6 di sera del primo giorno dell'azione della commedia, e tutti i conti si fanno a partire da questo momento. Secondo le norme appena formulate, dobbiamo presumere che l'orologio spazio-temporale non si muova né mentre gli ignavi si ammassano accanto ai 2 pellegrini sulla riva dell'Acheronte per essere traghettati oltre il fiume su una barca di cui, in quanto ancor vivente, Dante non può servirsi, né quando, dopo il rifiuto da parte di Caronte di prenderlo a bordo, Dante s'addormenta per poi risvegliarsi oltre l'Acheronte, né infine finché i 2, sempre avanzando radialmente, non raggiungono l'orlo che guarda sull'abisso infernale. Qui finalmente scendono e prendono a sinistra, secondo la convenzione, all'interno del primo cerchio, il limbo, la sede degli spiriti magni. Dopo 2 ore, che è la durata del tempo concessa ai pellegrini per segmento di cerchio in questa prima parte dell'inferno, nella prima metà esatta dell'inferno, Dante e Virgilio scendono nel secondo cerchio, che è dei lussuriosi, e dopo altre 2 ore scendono nel terzo cerchio, che è dei golosi. Attorno alla mezzanotte, perché qui siamo arrivati a mezzanotte, Dante e Virgilio scendono nel quarto cerchio, avari e prodighi.
Ivi giunti, i due non si spostano, ma stanno, e stanno anche le lancette dell'orologio. Entrambi si limitano a osservare il comportamento degli avari, che occupano esplicitamente il semicerchio alla loro sinistra, e dei prodighi, che occupano il semicerchio alla loro destra. Entrambe le schiere dei dannati, senza mai fermarsi, è la pena infernale, rotolando col petto grandi macigni, si scontrano alternatamente ai due capi, in basso e in alto, in cui i semicerchi riservati a ciascuno si incontrano quando vengono a due punti del cerchio, precisa il testo. Noi con Dante personaggio e Virgilio, di fronte a questo grande scenario, l'unico tra tutti di cui sia consentita nelle tenebre infernali la vista completa dall'estremità sud, dove si trovano i visitatori, fino a quella nord, dall'altra parte, decine di migliaia di miglia dall'altra parte, decine, migliaia di miglia dall'altra parte, i segni del diametro verticale della croce virtuale che individua e separa i 4 quadranti dell'inferno. Vedete? I 4 quadranti dell'inferno. Ciò dimostra che l'importanza che Dante assegna tramite il suo orologio cosmico alla ripartizione dello spazio e del tempo per quadranti, sono 90 gradi e 6 ore in tutto, è generata dall'idea che il simbolo centrale del cristianesimo, la croce, si realizza appunto per quadranti. Basta correre al cielo di Marte, dove la croce formata dalle anime dei beati luminescenti è definita come il venerabile segno che fa giunture di quadranti in toto. Appena passata mezzanotte, le lancette dell'orologio riprendono a muoversi. Virgilio se ne accorge, è come un modo di sottolineare il primo quadrante. Con Dante si affrettano a scendere al cerchio successivo, il quinto, di iracondi e accidiosi. Circa 2 ore dopo mezzanotte, nel secondo settore di questo girone, invaso dalle acque dello Stige, poco dopo che il nocchiero Flegias li ha presi sulla barca ai piedi di una torre che è un avamposto delle varie torri che svettano sulle mura della città di Dite, e dopo l'episodio dell'attacco alla barca dell'iracondo Filippo Argenti, l'esperienza del quinto cerchio è da ritenersi conclusa. Ma la gita nautica, sempre nel medesimo cerchio, prosegue circolarmente per lunga tratta, non senza prima far lunga aggirata nella palude Stigia e poi ancora nelle acque del fossato che circonda la città di Dite, finché Flegias non li fa scendere davanti alla porta d'ingresso della città. È ragionevole pensare che il viaggio di questi due settori occupi le 4 ore che mancano nello schema per raggiungere la porta fatale, la quale perciò non sarebbe posta a caso, bensì sul braccio a est della croce che abbiamo individuato sul lato ovest a livello dell'entrata generale. In questo momento sono le 6 del mattino, l'ora prima, come dicevano, ma il testo per ora tace in questo senso. I due pellegrini entrano nella città del grande male grazie all'intervento di un angelo che rimuove l'ostilità dei demoni guardiani della porta. Qui Virgilio, pur avendo libero campo per continuare a sinistra, in particolare mai osservato,
Osserva infatti Dante: veggo ad ogni man grande campagna, non solo da una parte, si avvia a man destra, non più a sinistra. Siamo tra gli eretici. Concluso l'incontro con Farinata e Cavaliere Cavalcanti, un fenomenale caso di alternata combinazione, un intreccio di dialoghi incrociati straordinario. Virgilio considera terminata anche la visita al cerchio sesto e muove a man sinistra il piede. Ciò non significa però, si bada, che gli torni ad avanzare a man sinistra, come sostengono alcuni commenti anche appena usciti. Gli altri nel dubbio preferiscono tacere, ma solo che per raggiungere il bordo del cerchio sesto e scendere nel cerchio successivo deve per forza, chi è sotto muro nella parte interna, deve per forza andare radialmente a sinistra, come appunto fa Virgilio. Attraversata però la piana degli eretici fino al punto in cui si scende al settimo cerchio, Dante e Virgilio scolgono un ultimo sepolcro scoperchiato, separato dagli altri. Appartiene al Papa eretico Anastasio II, come imparano dalla scritta incisa sul coperchio. C'è ancora dunque un po' di tempo per concludere la visita. Virgilio ne approfitta per preparare Dante ai 3 gironi del seguente settimo cerchio. Gironi che sono dei violenti contro il prossimo, dei violenti contro se stessi e i propri beni, dei violenti contro Dio. Qualcosa che sembra in linea col in linea col cerchio in cui ancora si trovano, essendo gli eretici coloro che l'anima col corpo morta fanno. Gente che non crede all'esistenza di Dio e all'importanza della religione. Nel cerchio settimo finisce infatti chiunque, tiranni, suicidi, blasfemi, non tenga in nessun conto che l'uomo è immagine di Dio ed essere violenti contro l'essere umano è come essere violenti contro il Dio che lo ha creato. A farli retrocedere nel cuore della notte, dei due, è essenzialmente la colpa ivi punita, consistente nell'allontanarsi senza pentimento dalla luce divina, sola e unica luce di verità. Una metafora questa simbolicamente efficace che trova proprio il proprio successivo inveramento nel Purgatorio, dove a Dante è consentito di scalare la montagna e raggiungere il paradiso terrestre solo di giorno, alla luce del sole. Alla fine Virgilio si serve di una descrizione astronomica per indicare che sono ormai le 4 del mattino, siamo alla fine degli eretici, ed è finalmente l'ora di scendere in questo temibile settimo cerchio. Ma anche qui, attenzione, non sono le 4 che vanno verso le 6 di mattina, bensì il contrario, poiché le lancette dell'orologio dantesco stanno andando a rebours. Dante e Virgilio scendono dunque giù per quella frana alpestre di pietre pericolose e mal sicure fino alla prima valle o girone del settimo cerchio, guardata dal bestiale Minotauro e attraversata dalle acque rosso sangue del fiume Flegetonte.
Senza soluzione di continuità, Dante e Virgilio si incamminano nel fitto e inquietante bosco dei suicidi, arpie, lamenti strazianti che escono dai cespugli, scene violente, avanzando prudentemente lungo la parete, sempre a man destra, mentre i vari allucinati fatti a cui assistono hanno luogo alla loro sinistra, dalla sinistra costa, detto esplicitamente. Usciti dal bosco, Dante e Virgilio arrivano davanti al terzo girone del settimo cerchio, coi dannati costretti a agitarsi su un'insopportabile sabbia infuocata resa tale da una pioggia di dilatate falde di fuoco. Dante e Virgilio sono costretti anche qui a tenersi lungo i bordi interni del girone, delimitati da quelli esterni del bosco precedente, cioè del bosco dei suicidi. Poco dopo riaffiora il Flegetonte, inizialmente un piccolo fiumicello, le acque progressivamente ridiventano fiume, che però adesso ha il fondo e i margini ricoperti di una pietra insensibile alla pioggia di fuoco. Virgilio guida Dante, lasciano i margini del bosco e si incamminano senza danno lungo gli innocui bordi di destra del Flegetonte, che a sua volta discende nella stessa loro direzione, verso destra. Un rombo crescente preannuncia la cascata con cui più oltre il fiume si getterà nell'abisso. Dopo alcuni incontri strazianti, i due pellegrini arrivano in cima a un dirupo dal quale assistono allo spettacolo della cascata. È arrivato il momento, Virgilio chiede a Dante di dargli la corda che questi porta come cinta alla vita e la lancia nella voragine oltre la cascata. Bisogna aver fiducia in Dio, non trattenersi. È un segnale che richiama qualche soccorso. Ben presto, infatti, vedono Gerione, il mostro dalla faccia di persona onesta, che sale in quell'aria scura e spessa per prenderli e depositarli più giù, in Malebolge, che è ricettacolo e punizione d'ogni forma di frode. Gerione arriva e si appoggia al bordo del cerchio, restando a destra, quindi più sotto della cascata, costringendo in tal modo Dante e Virgilio, anziché a scendere radialmente come il solito, lo nota anche Virgilio, a scendere trasversalmente ancora una volta sulla destra, alla destra mammella. Così facendo, in quel paesaggio mezzo alpestre e mezzo desertico, scoprono ancora più a destra un ultimo gruppo di dannati. Sono gli usurai. Virgilio invita Dante a raggiungerli e scambiare due parole con loro, mentre lui stesso si ferma a trattare con il mostro. Dante va e prestamente torna, tornami indietro. È qui e solo adesso che Dante torna a avanzare a mano sinistra. È il verso 78 del 17° canto, a metà della Divina Commedia. Gerione carica i due pellegrini sul dorso e scende a lenti giri, tenendo il gorgo infernale a man destra, con la parete dello sbalzo alla sinistra, e finalmente li deposita nella prima valle di Malebolge, dove abbiamo immediata conferma dell'inversione. Dante infatti racconta: il poeta, che è Virgilio, tenne a sinistra e io dietro gli mossi, a man destra vidi nova pietà, nuovo tormento. Quindi non abbiamo dubbi. Poiché tra gli eretici Dante e Virgilio trascorrono, come si è visto, 2 ore,
Possiamo credere, confortati dal testo, che tra i violenti l'autore abbia assegnato altre 2 ore sommate a violenti contro il prossimo e violenti contro se stesso, ai quali dedica tra l'altro solo un canto ciascuno, e altre 2 ore finali del quadrante fino a mezzanotte ai violenti contro Dio. Sono quasi 3 canti. È proprio qui, a metà cantica esatta, come dicevo, che termina la ripartizione in segmenti di tempo di 2 ore. Dalla prima Malavoggia, Ruffiani e Lusingatori in avanti, fino al centro dell'imbuto infernale, la suddivisione per quadranti passa stabilmente da 3 permanenze di 2 ore per quadrante a 4 permanenze di 1 ora e mezza per quadrante. 1 ora e mezza, detta anche mezza terza, corrisponde a 22 gradi e mezzo, che però per Dante equivaleva a un'inclinazione circa pari a quella del Sole rispetto all'equatore. Parliamo dell'inclinazione dell'eclittica, che in realtà sappiamo è di 23 gradi e mezzo, ma per Dante, dal punto di vista simbolico, il circa, come è già stato opportunamente notato dalla critica più avveduta, senz'altro bastava per consimigliare, cioè considerare equivalenti 2 dati simili, quasi uguali. L'autore suddivide dunque in 4 sequenze di 1 ora e mezza sia questo secondo quadrante dell'inferno, da mezzanotte alle 6 di mattina, qui lo dice esplicitamente, sia il quadrante successivo, quello in alto a sinistra, comprensivo di altre 4 bolge, dalle 6 di mattina a mezzogiorno, sia infine il quarto e ultimo quadrante, comprendente la 9ª e la 10ª bolgia, dal mezzogiorno alle 3 pomeridiane, richiedente poi 1 ora e mezza per l'attraversamento della ghiaccia del Cocito dal Pozzo dei Giganti alla Giudecca, dalle 3 alle 4 e mezza pomeridiane, più infine 1 ora e mezza per la discesa dei 2 pellegrini al centro della terra, aggrappati ai peli del corpo di Lucifero, dalle 4 e mezza alle 6 pomeridiane. Quindi dunque, nell'insieme, la visita all'inferno è stata di 24 ore. Osservo, concludendo, che nell'uscire attorno alle 6 di sera del secondo giorno dall'emisfero di Gerusalemme, l'emisfero sotto il cui colmo consunto fu l'uomo che nacque e visse senza pecca, cioè Cristo, per entrare in quello del purgatorio, quello successivo. Dante e Virgilio guadagnano 12 ore, per cui si può dire che l'ascesa per la natural burella che li condurrà ai piedi del monte purgatoriale inizi alle 6 di mattina del secondo giorno da questa parte di qua e termini poco prima delle 6 di mattina del terzo giorno, allorquando hanno luogo prima i rituali preparatori all'ascesa, poi l'inizio dell'ascesa del monte purgatoriale. Tutto si concluderà successiva a mezzogiorno del sesto giorno, quando dal centro del purgatorio, accanto all'albero della conoscenza del bene e del male, Dante e Beatrice verranno assunti attraverso i cieli che abbiamo descritto all'inizio. Alla fine del settimo giorno, quando restando nel nono cielo dove si trovano avrebbe inizio l'ottavo giorno umano, lui e lei entrano nel puro empire,
nella nuova dimensione di un ottavo giorno esclusivamente spirituale, fuori del tempo e fuori dallo spazio. Grazie. Grazie mille per questa stupenda evoluzione dello spazio e del tempo. Veramente credo che sia una rivoluzione che per me mi sembra molto chiarire le cose, chiarire la lettura. Et je suis frappée par la coïncidence qui veut que le mouvement de la Ouïéo se retrouve ici. C'est frappant, vraiment, c'est très très impressionnant. C'est-à-dire qu'on observe la pensée de Dante, sa façon dont il réinvente, dont il recrée dans une langue nouvelle un espace, une circulation de l'espace et du temps qui est parfait, qui paraît être vraiment d'une précision extraordinaire. Et merci de montrer ainsi, si. Vedete che c'è una sorta di serpente che si avvolge attorno alla croce, e sicuramente quello è un riferimento al serpente che sta proprio in fondo, in centro, Lucifero incalcato al centro della terra. Quindi è dire due volte il fatto che Cristo è anche lui che dà le regole all'inferno. Non è l'imperatore del doloroso regno veramente Satana, Lucifero. Non è lui, perché il vero imperatore è quello che va, sconquassa tutto, porta via chi deve portare, cioè c'è tutto. E infatti Virgilio ammonisce Dante di non criticare le decisioni delle punizioni. Se l'ha deciso Dio, perché è un continuo omaggio alla Trinità. È una cosa complessissima, come è stato molto ben detto stamattina. Notavo che la definizione dell'empireo, cielo di pura luce, è in Paradiso 39, un verso finale del 10° ternario del 30° canto della terza cantica. Questo è Dante, quello che noi lì per lì non sospettiamo. È stato studiato parecchio bene, forse c'è ancora dell'altro da fare, ma il sospetto è che per alcune cose cruciali per lui, adesso l'ho detto cruciale, forse intonato, Dante sicuramente, oltre a farsi lo schema da cui ho con l'immaginazione cercato di riprodurre il disegno, aveva anche deciso al centro e in quale posizione, di quale canto, di quale cantica stava quella parola e quel concetto, prima ancora di scrivere il canto. Quindi il funzionamento è la cosa che lascia senza fiato, è che tu scavi a fondo e ancora non sei arrivato al confine, in tutte le direzioni. Prima ho avuto un esempio splendido sul tema di che cos'è la musica, cos'è la musica del verso, come bisogna prendere la cosa, le difficoltà che anche attendono chi ne sa poco. Ora vorrei dire due parole, proprio un secondo, su Benigni. Benigni, noi dobbiamo guardarlo come un beato del paradiso, perché da quando ha tenuto in televisione quegli incontri popolari sono spariti un numero dalle librerie di Divine Commedie che neanche ci immaginiamo, però lo mettiamo anche un po' all'inferno, perché non ha mica studiato la lingua di Dante, crede che sia la sua, lui in fondo era di lì vicino, quindi ecco, questo è un po' troppo secondo me.
Cioè, gli sono grato e al tempo stesso, voglio dire, non credetegli proprio del tutto quando interpreta le cose, non sa cosa vuol dire ruina, per esempio, o altre, vabbè. Professore, scusi, bellissimo, eh? Non so chi non ha capito in francese c'est dommage parce que c'était straordinario. Non ho capito la questione soltanto quando torna indietro. Sì. Cioè il tempo torna indietro? Sì. Cioè questa parte qui dopo il blu, no? Sì. Cioè non riesco a capire, tutto è bellissimo, è tutto un senso, e lì a un certo punto torna indietro. Perché? Come sappiamo? Torna indietro perché quando arriva qui e parla con gli usurai, lui prima si è dovuto portare sul bordo oltre la cascata e quindi parla con l'usuraio, che è uno di Padova, Sprovedi, niente meno, tenendo le spalle al vuoto. Sì, lui arriva lì perché qui c'è la... Però il viaggio indietro comincia da dite. Sì, comincia da lì. È un quadrante. Quindi torna indietro nel tempo da dite. Torna indietro nel tempo. Tutto il quadrante si rifà di nuovo e a quel punto dice che sono le stesse, appena passato. Il testo lo dice. E dopo un po' lo dice in una maniera curiosa. Ma non si sarà sbagliato? No. A proposito delle... No, mica lei, Dante. No, Dante non si è sbagliato, perché abbiamo appena detto l'esaltazione della Trinità. Con questa faccenda, invece che fare 4 quadranti, ne faceva 5 di 2 ore, e 2 ore sono lo stesso. Tutto quello che c'è è simbolico, tutto. Certo. 2 ore è il tempo che un segno zodiacale ci passa sulla testa. Poi si passa invece all'inclinazione del sole, che voleva dire le stagioni, che per l'uomo peccatore però erano un grande beneficio. E siccome più che mai nel Medioevo si credeva che il sole fosse anche corrispondesse alla corda di mezzo della cetra, la mese, e fosse anche l'armonizzatore degli altri pianeti, lui passa nella seconda metà del poema a misurare tutto su quell'unità di misura lì. Anche questo è una cosa, insomma, che fa impressione, perché e alla fine però, ecco, questo volevo dire, che se contiamo, questo è un quadrante, Sì. questo è un quadrante, Sì. questo è un quadrante e sono 3. Questo è un quadrante, questo è un quadrante e questo è un quadrante e sono 3. Quindi 6. Sì, ma sono 2 volte 3. Certo. Per Dante è la simbolica. Veramente. Sì, simbolico tutto. Quindi parte alle 6 e torna e se ne esce alle 6. Sì, no, ma è così. Ma io adesso non so nemmeno... quello precedente, per favore, non so. Sì. 6. L'autore è un discreto grafico, è Michelangelo, un nobile romano che è stato anche, adesso mi verrà, è stato anche primo ministro della nuova Italia, un personaggio così, che attorno alla metà, al passaggio di secolo, si è occupato di Dante e ha tentato di riprodurre, perché l'unico modo per sapere dove si trova Dante è metterlo dentro l'orologio. Lui non lo sapeva, però dice tentiamo di descriverlo come se fossimo una di questi nuovi meccanismi, e ha messo la porta di dite qua, no? Sì, la porta di dite qua. Entrano, per gli eretici vanno un po' a destra come fosse una svantata e subito poi torna a sinistra, perché è vietato andare a destra. Ma non è vietato a Dante, il dio di questa roba è Dante, perché l'ha creata lui. No, non è che, ovviamente sempre
noi troviamo nella filosofia, nella teologia, in Aristotele o pseudo-Aristotele e in Agostino, che la sinistra è la mano sbagliata, e quindi se ne traggono anche per Dante una serie di conclusioni e deduzioni anche bizzarre. Io dico che questi pensavano che Eva avesse dato con la mano sinistra il pomo ad Adamo, sospetto, ma poi alla fine conta moltissimo, ma non può contare con uno come Dante, perché Dante è lui quello che dà le leggi. Non era mai stata pensata una cosa così, e neanche dopo, devo dire. Questa è bastata a tutti, ancora delle volte noi stessi immaginiamo che questo sarà andato all'inferno, quell'altro in paradiso, eccetera, eccetera. Insomma, io penso che come fa Dante, che mette quelle descrizioni astronomiche meravigliose, è di lì che sono entrato. Io ho fatto prima il paradiso e poi sono arrivato all'inferno. Il paradiso comincia con la sequenza dei pianeti di 1 ora e mezza, poi si va su e c'è i gemelli, che ha anche il suo segno zodiacale, e quello 3 volte le 2 ore, cioè torna tutto come era ribaltato, perché quello è un inferno. Di solito si va a sinistra perché il peccato è più facile del fare il bene, e sinistra poi è la mano condannata da tutti, e quindi i commentatori sono restati incapsulati in questo principio. Io ancora ho sentito della gente che telefona ai dantisti per chiedere da che mano si va nell'inferno, e questi dicono a sinistra. Non è vero, è un po' così. Infatti quell'ultimo film Saturn, che torna indietro nel tempo, sembra fare la stessa cosa, sembra servirsi del Saturn, malissimo per tutto il resto, ma per il Tenet centrale, quella croce che è fatta con, come si dice, palindromo, e questo ha ragione, è anche una questione di ritorno indietro nel tempo, e qui io trovo che infatti sia... Va bene, dai, non voglio. Je crois qu'il faut... Il y a plein de questions. Alors, une ou deux petites questions courtes et des réponses brèves. Grazie, professor Chiarini. In italiano? Posso dire in italiano, sì? Sono molto entusiasta. Ecco, questa qui è una suggestione di uno che si occupa di matematica musicale da qualche decennio. No, di più. Ma ci sono 2 maniere di usare i numeri nella tradizione medievale. Una viene insegnata nell'aritmetica, sono i numeri in sé, come quel 33 di cui hai parlato prima, molto bello. L'altra sono le relazioni armoniche, hai parlato della messa, eccetera. Sarebbe impensabile che Dante costruisce un cielo e un inferno dopo che il creatore ha orchestrato l'universo servendosi di numeri sacri. E questo lo trovi nel tuo testo. Dall'antichità in su c'è un metodo per trovare le strutture armoniche nello zodiaco, ed è stato esposto da Tolomeo nel Tetrabiblos, e poi viene tramandato, si trova fino al Ficino questo sistema. Tu lo trovi semplicemente, lo porti sull'orologio, tu prendi una corda sonora, ti immagini che la circonferenza totale dell'orologio è la corda sonora, ti dà una nota, la metà esatta diametrale ti dà l'ottava, poi vai alle 3 del pomeriggio, hai la quarta perché hai un quarto contro i 3 quarti della corda, poi vai alle 4 del pomeriggio, hai la quinta, alle 8 hai un'altra quinta, però l'ottava. Quindi in questi punti tu hai le consonanze principali. Senti, hai verificato se questi punti... Io non sono in grado di verificare, penso che sia in grado tu, per cui se mi fai un appiccico a quello che dico io, aggiungi tu qualche riflessione, mi fa piacere. Si tratterebbe di andare a vedere questi punti nei cerchi e vedere cosa capita. Se dà qualche risultato sarei felice di unire anche la tua esperienza alla mia. On voit bien que Dante nous entraîne loin. Mais il faut quand même que nous
attention au temps. Le nôtre est minuté plus que le sien. Encore deux petites questions. Professore, grazie della comunicazione, è molto interessante. Era solo una suggestione, ma lo sappiamo benissimo, Dante scrive il Paradiso a Ravenna negli ultimi anni che trascorre lì e c'ha dei modelli ottici ben visibili, Galla Placidia e... Poi ce n'erano un terzo in più di adesso. Ce n'erano molti di più. E ricorre appunto il simbolo della croce e dei centri concentrici, però quello che dice lei aggiunge appunto al modello cristologico quello più diciamo temporale. Sì. Non volevo dirlo, ma nelle croci greche, nel cerchio perfetto, è il Pantocratico. È il Pantocratico, certo. Sì, sì. Anche nell'absidi sia appunto di Ravenna. E c'è però il discorso che dice lei sull'orologio, il radiante appunto del temporale, questo credo sia una novità che introduce sull'iconografia di Cristo. Sì, infatti io aspetterò chiuso in casa qualche reazione, poi vediamo. Et puis nous attendons un livre, parce que j'imagine qu'il y a un livre en préparation sur les trois règnes, il Paradiso, il Purgatorio, ci sarà un libro. Sì, sì, spero prima una mostra che l'anno prossimo possa girare, una piccola mostra facile da trasportare, che possa, io credo che comincerà da Milano perché le ultime due disegni li sta facendo un grafico a Milano e credo che lì trovi terreno per fare questa piccola esposizione. Prendiamo l'appuntamento. Va bene. Grazie mille.